abbiamo 500 zone carenti, che vuol dire che quindi mancano 500 medici di base in 500 comuni. Di fronte a questo scenario, con una delibera di giunta, la Regione rende organico in tutte le ULSS il provvedimento che consente ai medici di base di aumentare in via volontaria e temporanea il massimale di assistiti, prevedendo contemporaneamente anche un sostegno economico. Abbiamo la possibilità di alzare da 1500 a 1800 e riconosciamo un tanto ad assistito per quanto riguarda i collaboratori di studio, per aiutarli ad avere più assistiti. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre. Ai medici che aderiranno verrà riconosciuta un'indennità per il collaboratore amministrativo di studio fino a 2 euro per assistito, che si sommano ai 3,50 euro per paziente già previsti. Non è la mancanza di professionisti a impedire alla Regione di coprire i posti scoperti. In graduatoria ce ne sono 600 e altri 400 saranno formati per il 2023. Non riusciamo a coprire le zone carenti perché i medici oggi possono anche scegliere di non andare in quella zona carente, perché hanno altri incarichi. Il resto l'ha fatto la pandemia, occupando nelle USCA altre 400 medici che a emergenza finita potranno essere reimpiegati negli studi di paese. L'altro fronte è quello della continuità assistenziale, le cosiddette guardie mediche. Anche qui mancano medici, una carenza di medici, ma anche perché ci sono oggi gli incarichi delle USCA, ci sono altri incarichi. Allora abbiamo portato l'incarico della continuità assistenziale alla stessa tariffa dell'incarico di USCA, prenderebbe 23 euro ora, con le USCA prendono 40 euro l'ora, abbiamo portato questi incarichi la possibilità ad aumentarli fino a 40 euro l'ora. Per ora, secondo la Regione, non c'era altra strada, il provvedimento peserà sul bilancio annuale per 52 milioni di euro. Non è la soluzione, cioè qui c'è veramente bisogno di una soluzione drastica ed è la discussione che è in itinere con il governo, con il ministro Speranza in questo momento. C'è un cambio radicale dell'ACN all'accordo collettivo nazionale, che è appunto lo strumento principale su cui oggi noi poggiamo e oltre il quale noi non possiamo andare.